Per noi farmacie non è possibile la chiusura parziale, dobbiamo necessariamente chiudere tutto il giorno. Allora abbiamo scelto di tenere aperto per non gravare ulteriormente sulle difficoltà di servizio, nel mattino. Pomeriggio siamo qui, senza poter praticamente fare nulla. Le luci spente, il POS che non funziona, l'impossibilità di accedere a servizi telematici e ricette elettroniche, ma anche di emettere scontrini. È vuota la farmacia di via Noalese a Quinto di Treviso, costretta a tenere aperto dopo gli avvisi di una chiusura anticipata a causa di un'interruzione dell'erogazione di energia elettrica per un guasto a una centralina poco distante. Il caldo estremo di questi giorni ha infatti portato al sovraccarico del gruppo elettrogeno che con il calore è scoppiato. Un guasto non nuovo nella zona, ma questa volta la manutenzione non è bastata. I tecnici di Enel sono dovuti intervenire per sostituire la centralina con una nuova e più potente. Blackout arrivato lunedì sera e durato dalle 18 all'1 di notte. Nelle scorse ore l'ennesima interruzione dovuta ai lavori in corso. Molti i disagi per le circa 100 abitazioni coinvolte che con il caldo non hanno la possibilità di accendere ventilatori o condizionatori, ma anche per le attività come la farmacia. Siamo stati avvisati che ci sarebbe stata l'interruzione alle 14:30, in realtà si è fermato tutto all'1:10, questo è stato un ulteriore disagio. Abbiamo dei gruppi di continuità, ma servono più per sbalzi di corrente, cose brevi, non per interruzioni così prolungate. Sono tutti un po' stupiti perché un'idea di un sovraccarico, di un problema di un sovraccarico ci può stare. Quello che si rimane un po' perplessi è che in questa zona non è la prima volta che succede, cioè già in questi anni abbiamo visto diverse volte delle interruzioni, non piccoli sbalzi, anche interruzioni per un'ora, per un'ora e mezza, due, insomma, che cominciano a essere problematiche sia magari per un'attività, ma anche per un anziano, un grande anziano che rimane a 38 gradi, sì, non è che sia proprio il massimo per la sua salute. Le giornate sono le peggiori per essere senza condizionatore elettrico. C'è da dire che Enel era intervenuta già lunedì per mettere uno temporaneo e quindi perché già lunedì c'erano stati dei distacchi, faranno la sostituzione con quello definitivo più nuovo, più potente che dovrebbe perlomeno sopportare meglio le temperature.